Nel nostro percorso all'interno dell'agroalimentare non ci si può non soffermare in una delle aziende che tra l'altro ha fatto della qualità il suo vessillo, che è il Molino Quaglia, con Pietro Gabrieli che è il responsabile marketing. Molino Quaglia è una famiglia di mugnai, nasce da un capostipite che risalendo attraverso l'anagrafe abbiamo individuato nel 1856, era quindi 4 generazioni fa, e poi nel secondo dopoguerra è diventato un complesso industriale. Questo complesso è cresciuto nel tempo perché i consumi crescevano. Oggi è un mulino molto importante nel panorama italiano. Dov'è la novità? Che a un certo punto nel 2006 siamo tornati indietro, abbiamo riattivato le pietre, quindi accanto alla produzione industriale classica a cilindri, quella delle farine bianche raffinate, abbiamo costruito all'interno del mulino un secondo piccolo mulino, questa volta a pietra, per riscoprire tutti quei valori del prodotto e della famiglia che un tempo erano la vita di chi appunto operava sul fiume. Oggi si sta sentendo l'esigenza di tornare ad un'alimentazione più sana. La riscoperta del non raffinato, la riscoperta quindi dell'integrale, se così vogliamo chiamarlo, è proprio questa ricerca di un'alimentazione più ricca di vitamine, di proteine, di fibre soprattutto, e un'alimentazione dove quello che noi mangiamo si trasformi molto più lentamente in zuccheri. Questo è un po' il nocciolo e la filosofia che sta dietro a Petra. È una farina completamente naturale. Nel sacco c'è soltanto il chicco di grano, ma diversamente dalle farine raffinate nel sacco di Petra c'è tutto il chicco. Quindi noi abbiamo anche la parte della crusca, il germe di grano ricco di oli naturali e tutte le fibre delle parti esterne del chicco, che quindi sono quelle che durante la digestione creano un indice glicemico più basso, ma soprattutto abbiamo un gusto che si era dimenticato, perché mangiando cibi raffinati noi non percepiamo il sapore, il profumo e l'aroma del grano. Quando noi apriamo il sacco di Petra noi sentiamo il grano. E si sente il profumo del territorio italiano e dei grani italiani, 100% Sì. Una certificazione di qualità che tra l'altro ha ottenuto con grandissima difficoltà l'azienda. Quando noi mangiamo una farina italiana, questa farina è composta da miscele di grani che vengono da tutto il mondo. Non è ovviamente un giudizio di qualità, però dal nostro punto di vista avere un grano italiano e oltretutto molto vicino al nostro mulino ci permette di controllare la coltivazione di questo grano e quindi poter raccontare l'origine con la certezza di aver vissuto le varie fasi della crescita, dal seme alla spiga e poi alla macinazione. Peraltro questo grano, ed ecco il perché del bio naturale, è un grano che viene coltivato con tecniche di agricoltura integrata. Tutta la coltivazione viene eseguita con l'assistenza di un team di meteorologi e di tecnologi, i quali suggeriscono di utilizzare determinate concimazioni soltanto se è importante farlo. Oggi noi abbiamo una clientela che è nazionale e comincia a diventare anche internazionale. È un prodotto molto ben conosciuto, soprattutto perché chi lo usa in casa, come le dicevo, lo va a cercare anche fuori casa, ma anche perché ci siamo resi conto che chi si avvicina a una farina di alto livello e quindi una farina con tutto il chicco di grano diventa molto più accorto nel selezionare anche gli altri ingredienti. E quindi, per fare l'esempio della pizza, una pizza preparata con Petra contiene molte meno calorie e molte più gusto, perché avendo il gusto della base si è portati ad alleggerire anche la farcitura, ma soprattutto a scegliere degli ingredienti di pari qualità. Chiara Quaglia, amministratore delegato del Molino Quaglia, è un'azienda che ha fatto della qualità un po' la sua missione e la qualità massima espressa nel prodotto che prende il nome, come marchio registrato, di Petra. Il prodotto Petra è un prodotto quindi che porta in sé tutte quelle che sono le parti cruscali, le parti di sali minerali contenuti naturalmente nel chicco di grano e non tralasciando il germe di grano che è
quella parte, diciamo, del chicco, che è una piccolissima parte ma che contiene la maggior apporto vitaminico del contenuto nel chicco di grano. Ritornare a Petra è stato prima di tutto una grande ricerca come processo di identità aziendale, per cui siamo comunque una famiglia, siamo una delle tante famiglie di piccoli imprenditori, medi imprenditori italiani, e quello che volevamo ribadire in maniera forte era l'identità del nostro prodotto, l'identità delle caratteristiche delle nostre materie prime, dei nostri ingredienti. Riusciamo a dare il massimo di quelli che sono tutti i contributi che può dare un ingrediente come materia prima, che altrimenti corre il rischio di essere solo e esclusivamente una polvere, se vogliamo impalpabile, ma che non ha una marcatura di gusto, non è in grado di apportare nulla al piatto. In questo modo invece con Petra riusciamo a dargli una caratteristica forte, un profumo di grano molto marcato che si sente ed è distinguibilissimo. Chi assaggia il prodotto ne rimane sicuramente innamorato. Molino Quaglia insieme a Petra credo che oggi sia una porta verso l'alta e buona ristorazione, l'alta e buona cucina. molinoquaglia.com oppure farinapetra.it a scelta.